Il Campidano di Oristano è la zona più fertile e ricca della Sardegna, grazie soprattutto alle possibilità di irrigazione offerte dal fiume Tirso che lo attraversa. Oristano, che è il centro storico e naturale di questa zona, si trova oggi in una fase di crescente espansione. La sua fisionomia si va sempre più definendo come quella di una vera e propria città. Ma in periferia, Oristano ha mantenuto intatto l'aspetto di un tempo e la sua esistenza è ancora quella di un qualsiasi altro paese del Campidano. È in questo ambiente che continua a vivere e a prosperare l'artigianato della terracotta. Le brocche di Oristano sono ancora richieste in ogni parte dell'isola. Negli immediati dintorni della città si trova la materia prima necessaria per la fabbricazione delle brocche. La creta, questa antica e preziosa risorsa delle popolazioni della zona, viene estratta praticando dei pozzi all'aria aperta. Lo scavo si svolge in profondità fino a trovare lo strato d'argilla più pura. Tutte queste operazioni, la ricerca del filone adatto, l'estrazione e infine il trasporto della creta, vengono effettuate allo stesso modo da parecchi secoli. Uomini, carri e cavalli, tutto qui. Ma l'umiltà di questo antichissimo lavoro non toglie nulla alla sua importanza quasi storica. In effetti la creta ha svolto un ruolo capitale nella civiltà delle popolazioni del Campidano. La stessa configurazione piatta e geometrica dei paesi di questa zona, ad esempio, è stata determinata dall'uso del mattone crudo d'argilla come unico materiale da costruzione. La lavorazione della creta per terracotte si svolge seguendo varie fasi, la prima delle quali consiste nel porla a idratare in apposite vasche. Tratta dall'acqua, la creta è ormai una densa poltiglia che, spianata in terra, viene lasciata al sole per rassodarsi.
all'interno della bottega artigiana si svolge la seconda fase della lavorazione. La creta viene impastata e reimpastata fino a raggiungere il massimo grado di omogeneità. Si passa quindi alla lavorazione al tornio. Questo procedimento non è in sostanza dissimile da quelli praticati in altre parti d'Italia. In Sardegna comunque lo si trova già nel 600 codificato e consegnato in esclusiva a una corporazione dalla fisionomia giuridica ben precisa, il Gremio degli Alforeros. Quanto al modello delle brocche, esso risale addirittura ai tempi della dominazione punica e romana. L'abilità dell'artigiano consiste nel fabbricare a occhio serie di brocche di un determinato volume, riuscendo a ottenere per ciascuna serie esemplari praticamente identici. Oltre che di volume, le brocche differiscono di forma. Queste differenze non sono casuali, ma derivano dal rispetto rigoroso di esigenze imposte dalla tradizione. Per esempio, questo collo ristretto e questa linea slanciata indicano che la brocca è destinata alle zone montane del Nuorese, mentre la forma più tozza e il collo più largo di quest'altra la fanno riconoscere come una brocca richiesta nei paesi del Campidano. La successiva fase della lavorazione è costituita dalla tinteggiatura. Gli ingredienti usati sono anch'essi, come la creta che è la materia base, totalmente indigeni. La galena e il solfato di rame, che sono i costituenti essenziali, provengono dalle zone minerarie dell'Iglesiente. La polvere bianca, che serve da legante, è ricavata da ciottoli di fiume. Questa dell'autosufficienza è d'altronde una caratteristica comune alle attività produttive tradizionali della Sardegna, costrette a trovare, entro l'ambito dell'isola, tutte le risorse e i mezzi necessari al loro sviluppo. Nella tinta vengono immersi il collo e i manici delle brocche. Questi, una volta cotti, diventeranno smaltati. Il corpo delle brocche invece rimarrà grezzo, dato che la porosità della terracotta, consentendo la traspirazione, permette una migliore conservazione dell'acqua. Si passa quindi al processo di cottura, per il quale ci si serve di rustici forni, anch'essi di terracotta, vari per forma e per ampiezza, come pure per singoli dettagli costruttivi. Nel forno vengono ordinatamente allineate a strati le brocche ormai tinte e sufficientemente essiccate. La particolarità di questi forni è che essi presentano una base fissa in muratura e una parte superiore che viene invece costruita ogni volta per ciascun nuovo processo di cottura. La provvisorietà della parte superiore della costruzione risponde a un'esigenza funzionale, che è quella di consentire, oltre che un caricamento più agevole del forno, il tiraggio, indispensabile per raggiungere l'omogenea cottura della creta. Al di sopra delle brocche vengono disposti i vasi e le conche, che per la loro forma sono particolarmente adatti a chiudere la parte superiore del forno.
fuoco deve essere continuamente alimentato, fino a raggiungere i 900 gradi circa di calore, necessari perché la creta si trasformi in terracotta. Una volta avvenuto il raffreddamento si può procedere allo scarico e con lo scarico il ciclo produttivo è ultimato. È chiaro che ci troviamo di fronte a un tipico esempio di produzione in cui agli aspetti tecnici primitivi si accompagnano aspetti umani e di organizzazione che conservano il carattere tradizionalmente familiare della vecchia bottega artigiana. A Oristano vivono circa 30 famiglie che si dedicano a questa attività e si può dire che esse costituiscono ancora una corporazione chiusa in cui lo stesso apprendimento del mestiere viene trasmesso di padre in figlio. L'artigianato della terracotta usufruisce nell'isola di una situazione di mercato ancora favorevole. Naturalmente l'importanza economica di questa attività non è in sé medesima molto rilevante e tuttavia il patrimonio rappresentato dai suoi prodotti merita di essere garantito. Quali che siano i mutamenti che l'augurabile sviluppo economico della Sardegna è destinato a introdurre in questa attività, le capacità tecniche e di gusto degli artigiani della Creta vanno non semplicemente preservate, ma anzi poste in grado di trovare nuovi campi favorevoli alla loro espansione.